E possiamo dare inizio alla serata. Come sapete, questo corso di storia dell'arte è stato organizzato come negli anni precedenti in collaborazione tra l'Ateneo Veneto e l'Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, che rappresento, sono la presidente. Vi diamo il benvenuto, come sempre la sala è molto affollata, forse è merito dei contenuti che anche quest'anno abbiamo proposto. Abbiamo proposto su organizzazione del ciclo da parte delle professoresse Michela Gazzi e Martina Frank. Oggi sarà Martina Frank che vi illustra il contenuto della serata odierna. Questo ciclo di lezioni sono 4 tutti i 4 mercoledì di novembre sulla committenza artistica delle corporazioni veneziane. In particolare il contributo fondamentale è stato dato dalla professoressa Valentina Sapienza, che è l'ideatrice del Centro Studi Rive del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, che si occupa proprio di questo argomento specifico. Lo approfondisce perché se delle scuole grandi molto si è scritto, molto si è detto, di quelle infinità di piccole scuole che erano quelle degli artigiani, di tutte diciamo quelle corporazioni che magari non avevano una struttura, un intero palazzo, ma semplicemente un altare o un'edicola, insomma, che sono meno conosciute ma che pure sono state molto importanti negli anni in questa città. Le varie lezioni che ci hanno preceduto sono state appunto l'introduzione, è stata data dalla professoressa Sapienza, ma ora passiamo ai suoi allievi, se non dico male. Ecco, ma nel dettaglio meglio vi illustrerà la professoressa Frank. Lascio a lei la parola, grazie. Quindi buonasera a questo terzo appuntamento della serie di conferenze sulle corporazioni veneziane come committenti di opere d'arte. Sì, il centro RIVE, che è l'abbreviazione per Rinascimento Veneziano, ha al suo interno appunto da diversi anni questo progetto di ricerca che ha già prodotto risultati significativi, in particolare nella cosiddetta terza missione, quindi in tutto quell'ambito dove l'università esce dalle sue ristrettezze accademiche e si rivolge a un pubblico più ampio. C'è stato un bellissimo progetto finanziato anche dalla Fondazione Venezia, rivolto alle scuole, quindi molto importante la sensibilizzazione su questi argomenti anche dei più giovani. Comunque io soprattutto non voglio rubare tempo alla relatrice di oggi, che è Sala Oliveri, che è appunto attiva all'interno del centro Rive e in questo progetto, e che ha studiato storia dell'arte a Ca' Foscari, si è laureata sul ciclo pittorico cristologico della chiesa di San Niccolò dei Mendicoli, ha avuto occasione anche di ulteriormente sviluppare questo argomento assieme alla collega Sapienza in occasione del convegno sulla chiesa dei Mendicoli che si è tenuto 3 anni fa a Spanne, e i cui atti, il libro che è il risultato di questo incontro è proprio in via di arrivo. Sono convegni dedicati alle chiese di Venezia che organizza un gruppo di ricercatori che appunto si dedicano ogni anno allo studio di una chiesa veneziana. Allora, Sara Oliveri poi non ha soltanto questa formazione storico-artistica, ma ha anche frequentato la scuola archivistica dell'Archivio di Stato
e da qualche anno insegna anche in seno alla scuola, insegna se non erro legislazione dei beni culturali e archivistica tecnica. E inoltre ha un'ampia esperienza di ricerca anche in ambito privato e di recente ha vinto un concorso come funzionaria archivista all'Archivio di Stato di Treviso, dove attualmente svolge la maggior parte, suppongo, della sua attività. E a Sara è stato assegnato il compito di illuminarci su tutta la parte proprio archivistica, cioè sulle carte che ci raccontano qualcosa di queste corporazioni in relazione alle loro committenze artistiche. Quindi prego, Sara. Grazie, grazie mille. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Permettetemi brevemente di aggiungermi ai ringraziamenti di chi mi ha preceduta, rivolgendo un caloroso grazie all'Ateneo Veneto, agli amici dei musei e alle colleghe Martina Frank e Michela Gazzi per questa bellissima opportunità. La vita di tutti noi è costellata di tante tracce documentali che più o meno consciamente si sedimentano nel corso della nostra esistenza, a testimonianza di fatti, ma soprattutto di diritti che ci riguardano. Questo avviene oggi come secoli fa, da quando cioè l'uomo ha sentito l'esigenza di sfruttare il documento testuale per lasciare una prova del suo transitorio passaggio in questo mondo. E questo vale di certo anche per tutti i soggetti che hanno vissuto e operato nella Repubblica di Venezia, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, come nel caso delle associazioni di mestiere. I passaggi della vita di ogni arte, a partire dalla sua stessa fondazione, sono quindi scanditi e testimoniati dalla produzione di documenti. Ecco, cercheremo allora di capire quali sono questi segni scritti lasciati dalle corporazioni, in che modo e perché sono stati prodotti, da quali autorità sono stati emanati o a quali magistrature sono stati indirizzati, spingendoci anche fino ad indagare qual è stato poi il loro destino all'indomani delle soppressioni napoleoniche e quali sono quindi oggi i soggetti deputati alla loro conservazione. Ecco, per fare questo mi servirò in particolare di alcuni esempi tratti dal progetto L'Arte per le Arti, la committenza artistica delle corporazioni veneziane, che è appunto il progetto che è portato avanti da ormai qualche anno grazie alle ricerche e soprattutto alla passione del gruppo di giovani, una ventina di giovani del Centro Studi Rive, sotto la direzione scientifica della professoressa Valentina Sapienza. Permettetemi di rivolgere anche a tutti loro il mio ringraziamento e anche ai colleghi dell'Archivio di Stato di Venezia che mi hanno aiutato nella preparazione di questa lezione. Ecco, naturalmente si tratterà di un viaggio che per ragioni di tempo non può essere esaustivo. Le tipologie documentarie attraverso cui ripercorreremo la storia delle corporazioni di mestiere sono soltanto alcune delle tracce che le corporazioni hanno lasciato nel corso della loro attività, ma sicuramente sono state scelte perché sono tra le fonti principali per la ricerca storico-artistica. Parlando del patrimonio archivistico delle corporazioni, la mente di tutti noi corre subito, o dovrebbe perlomeno correre subito, a un documento in particolare, la Mariegola. Ecco, qui a titolo esemplificativo vediamo la Mariegola dei Marzeri, che è stata frutto di un rifacimento settecentesco, con questo aspetto, un volume ricoperto in cuoio marrone rossiccio, con il titolo impresso a caratteri dorati, Libro Rosso. Ma sull'aspetto esteriore delle Mariegole torniamo a breve. Ecco, registro fondamentale dell'associazione, la Mariegola contiene la madre regola dell'arte, ovvero quella che possiamo definire le regole del comportamento associativo, regole che tutti i membri dovevano rispettare. Secondo alcuni studiosi, il termine Mariegola si potrebbe inoltre ricollegare alla matricola, cioè all'elenco degli iscritti al sodalizio, elenco che effettivamente compare spesso tra le carte di questi registri. Tuttavia, il primo strumento di cui si sono dotate le gilde in epoca alto medievale è il capitolare.
Sebbene capitolare e mariegola siano spesso e comunemente considerati rispettivamente l'uno il precedente dell'altra, questo discorso merita un approfondimento. I capitolari delle arti veneziane sono stati scritti in latino a partire dagli anni 40 del XIII secolo e presentano aggiunte e modifiche fino al primo decennio del secolo successivo. Sono stati in particolare trascritti, analizzati e collazionati nelle loro diverse versioni dagli studiosi Giovanni Monticolo ed Ernesto Besta, in 3 volumi che sono peraltro disponibili e consultabili online. Ecco, nella prefazione in particolare del primo volume, gli autori analizzano nel dettaglio il registro tardo duecentesco che è conservato nel Fondo della Giustizia Vecchia all'Archivio di Stato di Venezia, quindi ai Frari. All'interno di questo registro noi troviamo le trascrizioni ufficiali dei capitolari delle arti che sono state approntate dai giustizieri. Su questi capitolari i membri delle corporazioni prestavano giuramento. Ecco, lo spoglio di capitolari e mariegole è e deve essere il primo punto di partenza di ogni ricerca sulle arti, che non può infatti prescindere da un confronto tra le 2 fonti. Le 2 fonti sono state infatti fino ad ora raffrontate tramite un parallelismo che spesso ha sorvolato le profonde differenze tra queste 2 tipologie documentarie. Gli studi condotti fino a questo momento dal gruppo di ricerca di Rive hanno evidenziato un importante risultato. Da un lato, i capitolari medievali toccano argomenti per lo più legati al commercio, delineando una rigida disciplina dell'arte. Tramite pochi capitoli, in genere una ventina, vengono imposti ai membri luoghi fissi per la vendita, vengono stabiliti rigidi requisiti per la scelta e l'utilizzo delle materie prime, si dettano eventuali modalità di vendita, di tassazione per i membri magari afferenti a una specifica nazionalità, si precisano pesi, misure, prezzi dei prodotti. Insomma, i capitolari medievali si concentrano sulla professione, come se l'attenzione a questo periodo, a questa altezza cronologica, quindi alla nascita delle gilde, fosse tutta convogliata alla salvaguardia dell'economia e della qualità dei prodotti artigianali veneziani, aspetto che quindi prevale su qualsiasi altro elemento legato alla realtà associativa. Dall'altro lato le mariegole, e qui vediamo l'interno, le prime carte della mariegola dei Marzeri di cui abbiamo visto il piatto anteriore, finora considerate appunto una semplice copia tardo-medievale e rinascimentale dei capitolari, al più tradotti in lingua volgare e con l'apporto di qualche piccola modifica e aggiornamento, sembrano invece proprio rinnovare gli originali capitoli, andando ad abbracciare un più ampio spettro di tematiche che le arti sentono la necessità di andare a governare. Se infatti ritroviamo sicuramente i capitoli dedicati alla produzione e al commercio, che appunto vengono ricopiati traducendoli in volgare con alcune modifiche e cambiamenti, fanno finalmente la comparsa anche regole di tipo puramente associativo, ad esempio i requisiti per diventare membri dell'arte, la struttura interna, le regole che disciplinano il garzonato a bottega e soprattutto gli elementi relativi alla vita religiosa del gruppo, devozionale, quindi la celebrazione dei confratelli defunti, le messe in onore del santo protettore, tutte le festività cui l'arte e quindi i membri dovevano partecipare. Ancora, a differenza della brevità dei capitolari, che abbiamo detto contengono circa una ventina di capitoli, i volumi delle mariegole proseguono oltre. Vengono infatti utilizzati dalle scuole anche per trascrivere le parti prese nell'assemblea, nella banca, nel capitolo, in particolare le parti che modificano i capitolari, ma poi anche inseriscono trascrizioni di tutti quei documenti importanti per la vita e per la storia dell'arte. Alcune mariegole della Biblioteca del Museo Correr di Venezia, in particolare quelle legate alla produzione dei manufatti di lusso, pensiamo ai prodotti in seta, in vetro, ai gioielli e alle pellicce, e anche quelle relative all'attività più propriamente artistica, quindi la pittura, sono state riprodotte e indicizzate dal progetto Marven,
progetto finanziato dalla Regione Normandie in collaborazione con il Museo Correr di Venezia e con l'Università Ca' Foscari Venezia, progetto diretto dalla professoressa Anna Bellavitis. Ve lo segnalo, è un progetto importantissimo e le Mariegole sono consultabili online, quindi vi invito davvero a sfogliarle per proprio fruire del loro aspetto estetico. La Mariegola rappresenta quindi il documento fondamentale dell'arte, legittima il sodalizio, lo qualifica. E l'importanza di questi codici si manifesta appunto anche nel loro aspetto esteriore. Sono generalmente volumi scritti in bei caratteri, con una bella grafia, su pergamena. Vi faccio notare che in pergamena venivano redatti i registri più importanti delle magistrature veneziane, i registri ufficiali. Recano spesso miniature con l'immagine del santo patrono o quantomeno capilettera riccamente decorati. Spesso la legatura stessa è sontuosa, in velluto, con metalli preziosi. Ecco, la Mariegola era conservata quindi con molta cura, sono rimasti a noi anche proprio le custodie in cui venivano appunto conservate ed era anche oggetto di consultazione frequente, veniva esposta nelle solennità, veniva presentata nelle adunanze dell'arte ed esibita agli uffici in sede amministrativa e soprattutto, tenetelo a mente, in sede contenziosa. Ecco, a causa di questa continua consultazione, la Mariegola poteva quindi subire danneggiamenti, deterioramenti e quindi anche nel corso dei secoli passati sono state restaurate, subendo anche in alcuni casi rimaneggiamenti che ne hanno talvolta anche compromesso l'ordine interno delle carte e dei fascicoli. Ecco, qui vi ho inserito qualche esempio. La Mariegola degli Specchieri è una Mariegola di metà Cinquecento e vedete è presente una legatura in cuoio rosso con questa decorazione in oro impressa a secco e borchie appunto in ottone punzonato. O ancora la Mariegola degli Oresi e Gioiellieri, quindi gli orefici e gioiellieri. Questa volta un po' più tarda, è una legatura di metà Settecento, però mostra comunque veramente la ricchezza, l'importanza di questi volumi. Qui abbiamo un velluto rosso con questa decorazione in elementi metallici, di nuovo ottone argentato e anche fermagli laterali argentati in argento. Ancora per quanto riguarda la decorazione interna abbiamo appunto miniature, scene miniate che potevano essere a tutto campo, quindi occupare per intero le carte, come nel caso dei misuratori di Fomento e Biave. E come vi dicevo, il soggetto di queste scene era spesso il santo patrono protettore dell'arte, in questo caso abbiamo San Marco e Santa Caterina d'Alessandria, che è appunto la protettrice dei misuratori di Fomento. Ma c'erano naturalmente richiami proprio espliciti alla professione, qui vediamo attorno a mo' di cornice queste spighe di grano. Ancora questi testi ci mostrano anche i danni subiti a causa del passare del tempo. La Mariegola dei Cristalleri e Paternosteri presenta danni da umidità nella parte superiore delle carte, vedete è stata anche restaurata e nonostante ciò comunque a mio parere conservano davvero la forza e un'espressività artistica davvero importante e bellissima. Qui abbiamo una Maddalena piangente ai piedi del crocifisso. Ancora potevano esserci apparati decorativi a lato del testo, come nel caso di queste bellissime cornici miniate con decorazioni floreali della Mariegola dei Veluderi, con questo anche capolettera riccamente decorato. E naturalmente la preziosità di questi volumi ha catturato l'attenzione anche di trafugatori. Vedete nel caso della Mariegola dei Tessitori di panni di seta ed oro, non so se riuscite a cogliere, ma la carta è tagliata, quindi manca proprio la parte della decorazione laterale che doveva occupare e ornare queste carte.
Un ultimo esempio, ma vi invito davvero a sfogliarle perché sono bellissime. Questi sono i capilettera decorati della Mariegola dei Detentori. Questa volta nel registro non abbiamo delle scene miniate, ma ogni capolettera di ogni capitolo è decorato con paesaggi o figure. Sono davvero bellissime, sono uno diverso dall'altro. Ecco, per farvi un esempio proprio del confronto tra capitolare e Mariegola, vi porto il caso dei Tagliapietra. L'associazione, diciamo, dei lavoratori della pietra, che è stata studiata da Alessandro Favero nella sua tesi magistrale, dedicata appunto agli artigiani della pietra e che è ancora in fase di approfondimento per il progetto di Rive. Ecco, i Tagliapietra, devoti ai 4 santi coronati, hanno un capitolare antico del 1307, lo vedete qui nella sua trascrizione ufficiale all'interno del registro della giustizia vecchia. Ecco, in quest'anno alcuni rappresentanti dell'arte, che pur già erano raggruppati in una forma di associazionismo, si presentano ai giustizieri per costituirsi come scuola di mestiere. I capitoli iniziali riguardano la struttura interna del sodalizio, ma unicamente ad un livello apicale, quindi vengono menzionate solo le cariche più alte e le loro modalità di elezione. Vengono definite azioni di controllo sulle botteghe, sui prodotti, con possibilità anche di imporre pene ai contraffattori. Abbiamo poi norme di natura tecnica sui luoghi, sui giorni della vendita. E chiudono i capitoli dedicati alla tassazione, in particolare di maestranze straniere. Ecco, mi permetto di citare il lavoro di Alessandro, spiegando come appunto lo Statuto del 300, con i suoi 17 capitoli, ritrae la scuola dei Tagliapietra come un sistema ancora semplice, retto da poche norme, segno della natura ancora precoce del sodalizio. Infatti, mentre l'aspetto legislativo era ormai giunto a un buon grado di maturazione, l'assetto corporativo e associazionistico doveva ancora svilupparsi pienamente per giungere alle forme mature del Cinquecento. Ecco, in questa formula che applichiamo ai Tagliapietra, ma possiamo generalizzarla perlomeno ai casi che abbiamo finora affrontato e studiato, abbiamo racchiuso proprio il succo della questione. La Mariegola cinquecentesca dei Tagliapietra, che è conservata alla biblioteca del Museo Correr, credo che l'abbiate già vista, perlomeno la sua prima carta miniata in occasione della prima lezione, conferma lo statuto antico, quindi va a tradurre in volgare quei 17 capitoli, ma abbiamo delle eccezioni, delle modifiche. Si passa in particolare da 17 capitoli a ben 63, quindi già questo numero ci dà contezza dell'aumento, della necessità di aumentare le norme per ampliarsi a un più ampio spettro di tematiche da governare. Le scritture non si limitano ai capitoli, l'abbiamo detto, i volumi delle Mariegole vanno oltre e proprio ad esempio nella Mariegola dei Tagliapietra abbiamo le trascrizioni delle parti più importanti che riguardano il sodalizio. Vi porto l'esempio del primo capitolo. Nel capitolare, il primo capitolo è dedicato alle cariche alte del sodalizio, quindi ai tres suprastantes, boni et legales, omni anno mutandi, quindi che devono essere cambiati ogni anno e che devono reggere et gubernare l'arte, quindi governare, secundum formam sui capitolaris, quindi in base a quello che è scritto nel capitolare. Vedete il primo capitolo della Mariegola cinquecentesca, già dal titolo, quindi già dalla rubrica in rosso, è completamente diverso. Come si die far capitolo la prima domenica di aprile et in quel dì far la banca nuova. Quindi sì, abbiamo una traduzione, le materie dei capitolari restano nelle Mariegole, tradotte in volgare, ma è necessario proprio un raffronto specifico perché l'ordine stesso dei capitoli è diverso, delle materie trattate è diverso. Subito dopo i registri dei capitolari delle Mariegole, sicuramente lo sguardo del ricercatore deve rivolgersi ai libri delle parti, ovvero le registrazioni delle riunioni dell'arte con le decisioni che di volta in volta vengono prese. Possiamo definirli una sorta di verbali delle assemblee.
Abbiamo accennato come in alcuni casi le mariegole stesse proseguono oltre la stesura dei capitoli, andando a comprendere appunto le parti prese dall'arte, ma libri delle parti si trovano anche come registri a sé stanti, sia nel Fondo delle Arti, nei vari fondi di ciascuna delle scuole, ma anche nei complessi archivistici talvolta delle magistrature che avevano il controllo sulle arti. Vi si registravano appunto le deliberazioni prese nelle assemblee, nel capitolo, oppure nella banca, che era l'organo di esecuzione, e le riunioni si andavano a distinguere in capitoli delle elezioni, quando si rinnovavano le cariche, e in capitoli delle parti, quindi tutte le restanti decisioni. Naturalmente non per tutte le arti si conserva questa tipologia documentaria, bisogna essere fortunati, vedremo poi proprio nello specifico alcuni esempi di cosa si è conservato all'indomani delle soppressioni. Ecco, vi porto ora alcuni, in particolare 3 esempi che proprio entrano nel vivo della questione storico-artistica. Il primo esempio è relativo all'arte degli osti, quindi venditori di prodotti enogastronomici, nonché albergatori per alcune categorie sociali. Gli osti sono studiati nell'ambito di Rive da Manola Zanchettin. Il 5 maggio del 1742 gli osti decidono di ristorare la pala dell'altare logorata dal tempo. L'autore del dipinto e la data sono ancora oggi tema di dibattito. L'artista doveva presumibilmente essere di origine bergamasca, come anche lo erano i membri del sodalizio. Sono stati fatti i nomi di Palma il Vecchio, Rocco Marconi e Giovanni Cariani. Cosa raffigurava? Raffigurava naturalmente il santo protettore al centro, San Giovanni Battista, tra i santi Pietro, Marco, Gerolamo e Paolo, ed è ancora oggi in loco. Si trova sul primo altare a destra nella chiesa di San Castian, quindi potete anche andarlo a vedere di persona. Lo vedete qui a colori, ma ho inserito anche una riproduzione in bianco e nero perché abbiamo anche il dettaglio della cornice. La decisione viene presa con 12 voti favorevoli e 1 contrario, quindi abbiamo la necessità di andare a intervenire sul patrimonio artistico per motivi che oggi diremmo di tutela, di conservazione, quindi si decide di restaurare la pala. Ancora un caso molto simile, questa volta un po' precedente, lo abbiamo con i varoteri, i fabbricanti e venditori di pellicce. Avevano sede devozionale a Santa Maria, inizialmente a Santa Maria dei Crociferi, quindi ai Gesuiti, ed erano devoti alla Visitazione. I varoteri sono studiati all'interno del progetto di Rive da Philomène Renard. Ecco, il 26 aprile del 1645, di nuovo anche loro decidono di restaurare il quadro della scuola che si trova sull'altare maggiore. È un quadro di gran valsente e il motivo di nuovo è "a ciò non vadi di malle", quindi perché non si deteriori, per restaurarlo nuovamente. Anche qui la parte viene presa, quindi la decisione viene accolta, di nuovo con 12 voti favorevoli e 1 contrario. È un caso già comunque studiato, in particolare sull'altare grande, quindi sull'altare principale, l'altar maggiore, doveva trovarsi un'assunzione di Tintoretto, ma i varoteri erano una scuola davvero molto attiva nella committenza storico-artistica. Abbiamo testimonianza di tantissime opere e tra queste vi segnalo la bellissima pala di Cima da Conegliano, il dipinto con San Lanfranco in trono tra i santi Giovanni Battista e San Liberio, che oggi è conservato al Fitzwilliam Museum di Cambridge. Ecco, abbiamo visto 2 esempi di necessità di restaurare il proprio patrimonio artistico, vediamo ora invece un caso di committenza. Siamo con i mercanti da Vin, anche questo è un caso studiato in particolare da Roberta Battaglia. Il 30 gennaio del 1757 il capitolo dei mercanti da Vin, quindi venditori di vino all'ingrosso, decide di affidare all'artista Gaspare Ediziani l'esecuzione degli ultimi 3 quadri nel soffitto della loro sede istituzionale, sede che si trovava e si trova tuttora a San Silvestro, con le storie della Santa Croce cui appunto la scuola era devota.
è un po' piccolo, ma la scrittura comunque è già posata, siamo a metà del XVIII secolo, quindi è abbastanza una lettura abbastanza scorrevole, non abbiamo abbreviazioni, e appunto il soffitto è terminato in laudabil forma, e tuttavia la fruizione anche proprio di questo spazio non è completa, perché appunto ci sono questi 3 vuoti nel soffitto. 3 vacui che restano nel soffitto, e quindi dicono, per vederlo ridotto a perfezione si renderebbe indispensabile e necessaria la facitura di 3 quadri. Ecco, a tale effetto, quindi per questo motivo, si ricerca, quindi si chiede l'intervento dell'artista Gaspare Tiziani e gli si chiede di produrre un modello e di mostrarlo appunto ai membri dell'assemblea della scuola. Ecco, l'artista esibisce il quadro maggiore, viene descritto questa volta nel dettaglio il soggetto del dipinto, si tratta di un esemplare dell'Esaltazione di Santa Croce, mentre per gli altri 2 presenta dei bozzetti, dei disegni, utilizzano i termini dissegna di dipingere. Il primo quadro, Sant'Elena che ebbe rivelazione in sogno che dovesse portarsi a rinvenire la Santa Croce, quindi il sogno di Sant'Elena, e l'altro, quando detta santa, fece chiamare alla sua presenza uno denominato Giuda e lo minacciò perché dovesse mostrargli ove ritrovassi la Santa Croce. Ecco, anche qui abbiamo la decisione che viene presa, quindi i membri si esprimono a favore e il prezzo stabilito per commissionare l'impresa pittorica è di 300 ducati. L'abbiamo accennato, la sede istituzionale si trova a San Silvestro, è l'edificio addossato a lato della chiesa, ancora oggi presente e visitabile. Vedete l'interno della sala, intravedete proprio già da questa prospettiva i 3 dipinti di Tiziani nel soffitto. Qui li vedete nella loro sequenza. In particolare abbiamo appunto entrando il primo riquadro occupato dal sogno di Sant'Elena. Al centro abbiamo invece l'ovale, che appunto è la prima scena che l'artista porta per aggiudicarsi la commissione, con Sant'Elena in adorazione della croce, e infine l'ebreo Giuda appunto al cospetto della Santa. Ecco, la vita delle corporazioni non scorreva sempre serena, anzi non si sottraeva a una certa nota di accentuata litigiosità. Talvolta sottovalutati, i fascicoli o processi delle cause rappresentano un'altra tipologia piuttosto consistente all'interno degli archivi delle scuole di mestiere e che può rivelare informazioni importantissime per la ricerca storico-artistica, ma anche proprio di cultura materiale. Si tratta di controversie che potevano sorgere tra la confraternita e altri soggetti civili, quindi persone fisiche o altre scuole, oppure religiosi, i capitoli delle chiese, monasteri e conventi. In molte occorrenze le liti vertono su beni immobili o su questioni patrimoniali, ma nel caso di liti con altre associazioni di mestiere, i conflitti ruotano quasi sempre attorno alle competenze delle rispettive attività. Andiamo a vedere con 2 esempi molto interessanti a cosa faccio riferimento. In questo caso, questo processo è una grafia secentesca, ma verosimilmente si tratta di una copia, quindi un processo precedente, testimonia una controversia insorta tra depentori e indoradori, quindi una controversia del tutto interna alla fraglia dei pittori, che come sapete è oggetto di studio di Valentina Sapienza e Manola Zanchettin. Ecco, le 2 maestranze hanno necessità di ponere una volta fine alle odiose introduzioni che da pochi anni in qua, quasi giornalmente, vengono praticate con denunce reciproche. Quindi ci sono conflitti davvero quotidiani. In particolare, gli indoradori pretendono che i depentori nelle loro opere non possano utilizzare l'oro, uso che invece i depentori naturalmente rivendicano come antichissimo, dicono l'oro veniva usato già dai vecchi maestri depentori e tra l'altro dicono è disciplinato dalla mariegola. Vi ricordate quando ho detto la mariegola viene esibita, utilizzata in caso di contenzioso?
In tutta risposta, i depentori sostengono che gli indoradori nei loro lavori non possono far uso del pennello, quindi proprio una vera ripicca. Ecco, alla fine giungono ad un accordo che concede naturalmente agli indoradori l'uso di pittura con disegno e di colore, a patto però, e cito, che il lavoro d'oro superi la pittura e non altrimenti, cioè che resti fondamentalmente un'indoratura. Viceversa, i depentori potranno far uso dell'oro nelle sue varie forme e anche con le stesse tecniche degli indoradori, a patto che soltanto dove la pittura superasse la doratura, quindi a patto che l'opera resti tutti gli effetti un quadro, un dipinto. Ecco, a mero titolo esemplificativo, pensiamo alle grandi pale riccamente, cioè con una quantità d'oro veramente ricca, pensiamo ai grandi capolavori che troviamo nella prima sala alle Gallerie dell'Accademia. Qui ho inserito una Madonna di Paolo Veneziano, quindi di tardo 300, quando appunto i depentori richiamano i vecchi maestri, io credo abbiano in mente queste opere. Ancora un altro esempio molto interessante, siamo nel 1754, i miniatori, quindi di nuovo una delle specializzazioni professionali della Fraglia dei pittori, competenti per l'esecuzione di miniature, litigano con i calegheri, gli artigiani calzolai che lavorano il cuoio nuovo per produrre scarpe e stivali. I calegheri avevano sede a San Tomà, quindi la loro sede istituzionale è quell'edificio che oggi ospita la biblioteca civica. Oggetto del contendere questa volta stabilire una volta e per tutte a chi spettasse la decorazione pittorica delle scarpe. Visti i numerosi contrasti, infatti, in materia di stampare e colorire pelli inservienti alla fecitura di scarpe da donna, Miniatore e Calegheri giungono a un accordo per scansar tal litigio, accordo che viene suddiviso in 5 articoli e che concede ai Calegheri, cito, di stampare e colorire di vari colori unicamente pelli di scarpe con loro torcoli e non altro. E qui viene stabilita una vera e propria pena, una pena in caso di contraffazione del pagamento di 25 ducati e naturalmente la perdita della merce. Altra tipologia documentaria che caratterizza gli archivi delle arti sono le registrazioni contabili che testimoniano quindi l'attività economico e finanziaria dell'ente, che viene via via nel corso dei secoli riepilogata sempre più accuratamente. Le registrazioni possono riguardare il dare e l'avere, quindi ciò che viene speso e quello che viene riscosso. E quasi sempre sono quindi spesso compilate su 2 carte o comunque colonne affrontate all'interno dei libri cassa, oppure possono essere inerenti anche esclusivamente a spese per l'edificazione delle sedi o di alcuni elementi architettonici e prendono il nome in questo caso di libri fabbrica. Altro caso noto, conosciuto e molto studiato è quello degli orefici, appunto gli oresi, orefici e gioiellieri, che all'interno del loro archivio conservano il libro della prima introduzione per far la scuola dell'arte di oresi e gioiellieri, con la parte appunto per quello si ha scosso e quello si ha speso in detta fabbrica. Si tratta quindi del registro degli atti amministrativi e contabili che riguardano la costruzione della sede istituzionale della scuola in Campo Rialto Novo. È appunto un caso molto studiato e lo hanno affrontato per il progetto di Rive, lo stanno affrontando Benedetta Fanciulli e Nicolas Moucheron. Ecco, di nuovo, se ce ne fosse bisogno, a testimonianza del valore e anche della consapevolezza del valore, della cura che i membri dei sodalizi avevano per i propri registri, abbiamo qui 2 antiporte che decorano il registro. Sono naturalmente incisioni di reimpiego, ma comunque questo non toglie il valore e importanza. La prima è datata a Anversa 1576, è opera del disegnatore Martin de Vos e dell'incisore Giovanni Sadler. Rappresenta al centro l'incoronazione della Vergine da parte della Trinità ed è poi circondata da una cornice con scene e figure allegoriche e cartigli con scritte iscrizioni.
La seconda antiporta reca invece l'immagine naturalmente del santo patrono, il protettore Sant'Antonio Abate, di nuovo all'interno di una ricca cornice floreale. Ecco, ma questo registro ci interessa in particolare perché per una ventina di carte, da carta 124 a carta 147, è inserito una sorta di piccolo registro della contabilità della fabbrica dell'altare a San Giacomo di Rialto, quindi quello che viene speso, le registrazioni contabili per la costruzione dell'altare. Le carte si configurano quindi come un libro fabbrica con le spese che il sodalizio sostiene per erigere l'altare, per mantenerlo, altare che chiaramente è dedicato a Sant'Antonio Abate. È tutt'oggi esistente, quindi entrando nella chiesa di San Giacomo di Rialto è l'altare di sinistra. Le spese coprono un arco cronologico che va dal 1599 al 1605 e il titolo proprio è Si fa nota in questo libro a perpetua rei memoria de tutte le spese che fu fatto nel far l'altar nostro de gioiellieri e toresi nella chiesa di San Giacomo di Rialto in Venezia. Ecco qualche esempio di queste registrazioni. Io ho scelto quella del 4 gennaio del 1605 che recita tra le prime annotazioni il pagamento di 32 lire per 40 braccia di tela di San Gallo, tela grezza, pagate, tela che viene utilizzata, vedete, per far dependere la palla dell'altar in gesa de San Giacomo di Rialto, giusto il disegno del scamozio. È un caso interessantissimo, la tela che viene qui menzionata riguarda il disegno di tutto l'apparato che viene commissionato proprio all'inizio del cantiere per presentare ai membri e ai fedeli tutti quello che era il progetto dell'altare, e tela, progetto che resterà esposto su un altare provvisorio proprio in attesa di raccogliere i finanziamenti necessari per pagare l'opera. Ma poi nello stesso giornata vengono registrate pagamenti naturalmente per il tagliapietra, o ancora vengono contadi a Messer Vincenzo Scamozio per far le sagome dei capitelli delle colonne, 30 lire. Ecco, qui, scusate, l'altare appunto è visibile ancora oggi. Altare di Girolamo Campagna, l'altare degli Oresi con la statua di Vincenzo Scamozzi. Ecco, abbandoniamo adesso i documenti rilegati in volume o in fascicoli per passare ai documenti sciolti di carattere privato. La storia delle arti di mestiere è infatti ricca di contratti privati e documenti notarili che ci testimoniano la vitalità, la ricchezza dei rapporti sociali che venivano intessuti dai confratelli. Possono essere atti di compravendita di beni mobili e immobili, affitti, livelli, accordi con i capitoli delle chiese per l'uso di ambenti e di beni ecclesiastici, o ancora donazioni e lasciti testamentari. Si tratta naturalmente di una categoria vasta ed eterogenea che richiede quindi una ricerca archivistica abile e soprattutto anche tanta pazienza per rintracciare i dati e le informazioni desiderate. Ecco, uno tra i tanti esempi che si possono fare è quello della scuola degli stampatori, studiata all'interno del progetto Rive inizialmente da me e poi da Sara Falessi. Gli stampatori, infatti, lamentavano da tempo la mancanza di uno spazio consono ad ospitare le proprie assemblee, le proprie riunioni, ed è una situazione che loro stessi dicono crea disordine tra i confratelli. Così, con il favore dei padri domenicani, nel 1642 stipulano un accordo con il capitolo della Basilica di Santi Giovanni e Paolo per l'uso di uno spazio da adibire a sede istituzionale. Ecco, gli stampatori trascrivono questo accordo all'interno della loro mariegola. Vedete qui la prima e l'ultima carta in cui è compreso e trascritto questo atto. Il luogo scelto però viene descritto anche nelle carte del fondo di Santi Giovanni e Paolo, quindi l'altra delle due parti coinvolta nell'accordo, dove in un fascicoletto possiamo seguire appunto la vicenda dal punto di vista dei frati. L'area viene descritta come un magazzino di muro a piè pian
o ancora viene identificata come il terzo magazzino situato sotto il noviziato, vicino alla scuola dei Specchieri. Quindi siamo nel primo chiostro della Basilica, in uno spazio accanto a quello del tutto simile che poco tempo prima era stato appunto concesso in uso all'arte degli Specchieri. Quest'area sarebbe stata garantita in affitto perpetuo alla scuola, dietro pagamento annuo di 30 ducati, e ovviamente gli stampatori avevano facoltà di apportare tutte le migliorie del caso, in modo quindi da adattare l'ambiente alle proprie esigenze. In particolare lo spazio oggetto dell'accordo verrà destinato ad ospitare opere d'arte e un altare. In particolare abbiamo testimonianza di una pala con Maria, il Bambino e San Tommaso d'Aquino, opera di Pietro Negri, e 2 quadri di Antonio Zanchi, rispettivamente accanto ai lati dell'altare, con l'Angelo e Maria, quindi la scena dell'Annunciazione. Le opere sono andate perdute, ma la presenza dell'altare, la testimonianza dell'altare dalle carte, denota come questi spazi, quindi le sedi istituzionali delle arti, non fossero soltanto luoghi amministrativi e di rappresentanza, ma anche utilizzati per la vita religiosa dei sodalizi. Ecco, mi avvio verso la conclusione di questo viaggio, ripercorrendo le ultime fasi di vita delle scuole d'arte e cercando di illustrare brevemente anche il destino delle carte in seguito alla loro cessazione. Il 25 aprile del 1806, quindi tristemente in coincidenza con la festa di San Marco, a poca distanza dall'annessione del Veneto al Regno d'Italia napoleonico, con decreto del viceré Eugenio Napoleone viene sancita la vocazione al demanio dei beni delle corporazioni religiose e laicali, quindi comprese le scuole e le arti. Questa prima tornata di soppressioni verrà poi completata un anno dopo, siamo nel maggio del 1807. Ecco, le scuole piccole di Venezia, quindi sia quelle devozionali che quelle di mestiere, cessano quindi la loro secolare esistenza, che già sicuramente aveva subito un lento ma inesorabile declino a partire dal XVIII secolo. A seguito dei decreti di avocazione dei beni inizia una fitta corrispondenza delle corporazioni con il governo, corrispondenza di cui troviamo traccia nel fondo del demanio presso l'Archivio di Stato di Venezia. Queste fonti sono indispensabili per la ricerca storico-artistica perché ci fotografano più o meno precisamente quello che è il patrimonio delle scuole ancora in loco all'inizio dell'Ottocento e ci permettono anche di seguire le decisioni che l'autorità centrale prende su quei beni e di conoscerne quindi il destino. Pensiamo a tutte le vendite e alle sdemanializzazioni di opere di quel periodo. Ci troviamo di fronte alla tipologia documentaria degli inventari, che sono conservati all'interno dei fascicoli della Direzione Dipartimentale del Demanio. Gli autori di questi elenchi sono quindi commissari governativi, che vengono inviati nelle varie parrocchie e sedi per registrare i beni delle scuole al momento del cambio di titolarità, quindi del passaggio di proprietà dalle arti al patrimonio dello Stato. Tenete presente che inventari si trovano anche redatti dai sodalizi all'interno delle mariegole, dei registri delle parti, ma sono 2 inventari di tipo diverso. Quando è l'arte che elenca i propri beni, si tratta di un controllo interno per garantire il passaggio di patrimonio magari da un gastaldo all'altro. In questo caso invece è il governo che ha necessità di controllare, verificare, elencare i beni che si vede entrare nelle proprie casse, nella propria disponibilità. Un bellissimo esempio lo abbiamo nel fascicolo con gli inventari dei margariteri, che sono studiati da Valentina Sapienza, tra l'altro uno studio in corso di pubblicazione. Il 23 gennaio 1807 un regio perito viene incaricato di stilare l'inventario dei beni dell'arte dei margariteri, quindi produttori di fiori in vetro, arte che aveva sede in San Francesco della Vigna, e proprio all'interno della chiesa aveva la prima cappella a sinistra dedicata al protettore Sant'Antonio Abate. Ecco, nel registrare i beni di proprietà dell'arte dei margariteri all'interno della chiesa, il perito registra
metà dell'altar di legno, appartenendo l'altra metà all'arte dei perleri, e similmente la metà della palla in tela, rappresentante Sant'Antonio Abate. Tra l'altro vedete vale lire 8, quindi pochissimo. Quindi è davvero interessante come margareteri e perleri in antico appartenenti allo stesso sodalizio, poi nel corso del 600-700 molte arti e specializzazioni si staccano andando a formare delle scuole indipendenti, restano legati alla scuola dei perleri, tant'è vero che condividono coi perleri la proprietà della pala e dell'altare, quindi la considerano metà di uno e metà dell'altra. Poi l'elenco prosegue inventariando banchi, armadi, croci, scrigni, vasi, pezzi di quadri. Ecco, da questo primo esempio possiamo cogliere un po' la caratteristica di questi inventari. Sono molto diversi da inventari come ce li potremmo aspettare. Vedete che le informazioni sono essenziali, piuttosto vaghe. Qui siamo fortunati, abbiamo il soggetto della tela, vedete rappresentante Sant'Antonio Abate, ma spesso non abbiamo neanche l'indicazione del soggetto, non abbiamo la data, non abbiamo l'autore, quindi sono quasi lacunosi, perché naturalmente erano dati che al momento dell'inventariazione non interessavano. Un altro bellissimo esempio è quello dei baroteri, li abbiamo appunto già incontati. Il 14 gennaio del 1807 alle ore 5 pomeridiane, quindi abbiamo una vaghezza nelle informazioni del patrimonio dei beni, ma anche dall'altro lato una certa precisione burocratica da parte dei periti. Ecco, il perito delegato redige una specifica dei mobili ed altro esistenti nel locale situato nella contrada di Santa Margherita al numero 439-440 di ragione dell'arte dei varoteri. I varoteri si sono trasferiti qui dai Gesuiti all'inizio, nel primo ventennio del Settecento, e conclude la repertoriazione alle 8 di sera. Vi ho accennato, la scuola dei varoteri è ricchissima, ha commissionato tante opere e in questo inventario in particolare nella sede istituzionale vengono recensiti 13 quadri, compresa la palla dell'altar, fra quali 2 di pregio, un altar di legno con una crocifissione di legno e via dicendo. Quindi dal punto di vista degli oggetti prettamente artistici noi abbiamo solo questa annotazione di 13 quadri, ma vedete non vengono neanche descritti, quindi è una notazione del tutto generica con questo giudizio di valore 2 di pregio, ma ce ne facciamo purtroppo molto poco. Ecco, per citare alcune delle opere che decoravano la sede dei varoteri, c'era un'annunciazione di Paolo Veronese e Aiuti, oggi alle Gallerie dell'Accademia, un dipinto di Pietro Liberi con il Cristo e il Paralitico, un dipinto di Carletto Cagliari con la resurrezione di Lazzaro, che viene consegnato nel 1838, quindi una trentina d'anni dopo, alle Gallerie dell'Accademia e dagli anni 50 in deposito presso il Conservatorio. O ancora un dipinto di Scuola Veneziana con la fuga in Egitto, anche questo consegnato nel 1838 alle Gallerie e in questo caso non conosciamo l'autore, ma vediamo una chiara derivazione dalle stampe di Dürer. Ecco, come il patrimonio artistico, così naturalmente anche il patrimonio archivistico, documentario, viene demanializzato, entrando quindi nelle disponibilità dello Stato. In alcuni casi i fondi delle arti sono stati raccolti presso i depositi archivistici, dove era confluito anche il materiale documentario delle magistrature veneziane, in vista del trasferimento del nascituro Archivio Generale Veneto presso i Frari, che verrà costituito nel 1815. Ecco, molti pezzi però in questo momento fuoriescono dai complessi archivistici e finiscono naturalmente sul mercato antiquario. E in particolare oggetto di compravendita privilegiato sono state le mariegole, che tra tutti erano sicuramente i registri più appetibili, più pregiati e di maggior valore. Grazie poi anche alla passione collezionistica di alcuni illustri personaggi e alla successiva donazione o vendita a vari istituti di conservazione, molte mariegole sono state per fortuna recuperate e sono oggi consultabili anche in altri istituti di cultura diversi dall'Archivio di Stato di Venezia, penso naturalmente alla Biblioteca del Museo Correr.
Di nuovo abbiamo esempi quindi degli inventari dei documenti delle scuole. I telaroli, vedete qui abbiamo l'inventario dei libri e carte trovati esistere nel locale situato in San Giovanni Elemosinario, tenuto ad affitto dall'Università dei Mercanti Telaroli. Vedete, quando dico che sono preziosi per la ricerca, anche per questi dati sembrano scontati, ma un locale tenuto ad affitto dalla scuola, sono tante piccole informazioni che possono essere utili a arricchire le ricerche. Cosa viene elencato? Cosa abbiamo nell'archivio dei Telaroli a inizio Ottocento? Un libro cassa, un libro milizia, un libro riceveri. Quando diciamo libro intendiamo un registro, quindi registri di entrate, di luminarie e poi 6 filze di documenti di spese. Cosa è rimasto oggi? 2 misere buste. Devo dire che comunque su 7 registri 6 si sono conservati, quindi è andata anche abbastanza bene, ma di queste 6 filze di documenti, quindi filze, insomma io mi aspetto un pacco piuttosto consistente, non si è conservato nulla, sono rimasti soltanto un contratto e 2 processi, quindi veramente niente. Lo stesso commissario incaricato di redigere la specifica dei beni mobili, lo stesso giorno, in realtà proprio dopo aver concluso l'inventario degli oggetti, quindi alle 8 di sera, prende nota dei beni archivistici rinvenuti nella scuola dei Varoteri, di ragione della loro arte. Anche qui abbiamo tantissimi registri, libri cassa, vedete il libro maestro in pergamena, quindi la Mariegola, libri di capitoli in pelle, il capitolare in pelle, quindi registri importanti per la scuola, 5 registri di riceveri in pergamena, di nuovo 6 filze e 28 processi. Cosa rimane oggi? Soltanto 6 buste, quindi tra tutti i registri più i 5 registri di riceveri, 6 filze e 28 processi, noi abbiamo soltanto documenti contenuti in 6 buste. Ecco, vi ho fotografato la Mariegola perché è molto interessante, purtroppo dalla foto non rende, ma vi assicuro che di persona si nota, manca una carta, si intravede infatti sulla primissima carta l'ombra, la traccia lasciata dalla decorazione miniata di quella che doveva essere la prima carta e infatti non si vede, ma il primo numero, numerazione antica del registro inizia da 2 e lo stesso testo è tagliato, quindi è stata asportata e trafugata la carta miniata. Il perito termina i lavori di inventariazione dell'archivio dei Varoteri correndo le ore 10 della sera, quindi l'efficienza dell'amministrazione sotto la dominazione francese. Ecco, in coincidenza con la fine delle arti si conclude anche il nostro viaggio tra le loro carte e se in questa carrellata molte fonti primarie sono state per forza tralasciate, non possiamo dimenticare infine che il documento che più di tutti gli storici dell'arte devono saper leggere, interpretare, restano le immagini, come già vi hanno mostrato Valentina Sapienza e Manuela Zanchettin e come le ricerche di Amos Mettifogo e Riccardo Tonin illustreranno nell'ultima lezione di questo corso. Io vi ringrazio.